Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta da Mob Palermo, Il Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Bonsoir, benvenuti, applausi, fate gli applausi, buona serata, benvenuta. Gli applausi, quanto mi mancano gli applausi. Siamo ritornati dal vivo, dal Mob, in diretta al Mob, insomma, dopo tanto tempo ritorniamo dal vivo, finalmente in questo locale nel capoluogo siciliano, Io Compro Siciliano. Devo dire, dopo quasi un anno, insomma, dalla nascita, questa operazione molto importante, dopo tanti mesi con Sicily on Air, una versione da casa, insomma, in remoto, finalmente approdiamo dal vivo. Saluto tutta quella gente che in questo momento sta collaborando, perché per mettere insieme tutta questa baracca, insomma, c'è veramente un gran lavoro. Gli operatori del Mob di Palermo, il partner tecnico Sinergie Gruppo, il partner commerciale Promo Italia, naturalmente anche le riprese video di Grafi Movie. E poi il caporedattore Marzia Monreale, che è qua dietro le quinte, supporto tecnico Paolo Gatto, la direzione commerciale Dario Effettivo e ancora regia di Davide Morice e Peppe Scozzola. Grande, gli applausi non possono mancare mai anche per la regia, la produzione Io Compro Siciliano, ICS TV, perché da questa sera parte anche ICS TV e la nostra piattaforma. Intanto condividete, perché noi siamo sui social con la nostra pagina, il nostro gruppo, quindi potete condividere a più persone. Si ringrazia ovviamente Principe di Corleone e Pandittaino, i nostri partner. Devo dire che devo salutare quelli che sono gli spettatori dei social, che comunque in questi mesi ci hanno tenuto compagnia, perché sono in tanti che ci hanno seguito, seguono le nostre trasmissioni. Stasera parleremo di alcune delle nostre trasmissioni e di altre novità che arriveranno. Ma il pubblico televisivo, perché c'è il pubblico siciliano, ma non solo, che ci segue da ogni parte del mondo. Saluto TVM, quelli che ci seguono sul canale 18 e naturalmente Teleionica, sempre canale 18. Insomma, siamo pronti per cominciare questo appuntamento, però senza la parte, come dire, musicale io non posso iniziare, perché avrò sempre il maestro qui accanto a me, in questo caso un grande maestro, il maestro Vincenzo Biondo Stacchetto. Applausi, applausi. Ecco, brava, benvenuto, benvenuto. Si accomodi, vada, dove va? Ha trovato? Meno male che ha trovato l'uscita, perché sennò iniziamo, è la prima puntata, quindi un po' di emozione. Devo dire, siamo tutti tamponati, lo dico perché, insomma, vedete magari noi senza mascherina sul palcoscenico, tutti gli ospiti, c'è stata una grande partnership importante. Prima di entrare in scena siamo tutti, insomma, negativi. Applauso, ci sta, applauso, perché mi viene voglia. Però ovviamente permettetemi di iniziare subito, perché in questo momento in cui l'Italia è a colori, in questo momento in cui l'Italia ovviamente sta continuando a lottare, noi vogliamo portare nelle case dei siciliani e degli italiani, sparsi anche per il mondo, un pizzico di spensieratezza, perché il nostro obiettivo è quello di far rilassare un po' il pubblico. Un applauso va a tutti gli operatori sanitari, a tutti i medici che ogni giorno lottano contro questa bestia che si chiama Covid-19, quindi un applauso a tutti gli operatori sanitari. E allora voglio subito, perché dobbiamo cominciare con la nostra scaletta che è molto lunga e allora è concentrata in poco meno di un'ora, con una delle donne meravigliose del parterre di Io Compro Siciliano. È già dietro le quinte, si sta sistemando, pronta per andare e venirci a trovare qua sul palcoscenico. Ogni giorno a mezzogiorno vi dai consigli importanti. È vero? È già pronta? Regia, perché è già... È lei! È quella donna del mezzogiorno, Stacchetto per Eliana Chiavetta! Buonasera, ciao Vincenzo, ma parlavi di me? Non l'avevo capito. Grazie. Spumeggiante. Volevo essere all'altezza di questo ritorno scintillante live. La donna di mezzogiorno, insomma, è con noi quest'oggi, insomma, questa sera, in questa prima serata non potevi mancare, perché il tuo arrivo in Io Compro Siciliano com'è stato? Com'è stato l'arrivo, Intanto è stata colpa tua. È vero. Cioè, sì, quindi no. partiamo da qui, è stata colpa tua e poi è stato bello.
lo è ancora, è passato pochissimo tempo, quindi che ancora c'è veramente tantissimo da raccontare. La cosa bella che raccontare le bellezze della Sicilia, che siano cose, persone, luoghi, è un lavoro infinito, quindi abbiamo appena iniziato, potremmo continuare di qui all'eternità e non ci sarà mai una parola fine, perché la nostra Sicilia ha veramente tanta ricchezza, tanta bellezza, il materiale da poter raccontare è infinito. Maestro Biondo, lei c'è vivo? Presente. Ah, lei è presente, quindi lei è parlante, lei è pianista parlante. Sì. Si accomoda. Anche cantante. La chiavetta la dobbiamo lei pure? A volte anche cantante. Ah, pure cantante? Spider-Man. Spider-Man? È la sua specialità. Ah, è la sua... a suonarlo? No, a fare un Ma se iniziamo così... La vuoi vi sapere? ricordo... La vuoi vera? Sì, dica. La sua specialità è Michael È Jackson. Michael Jackson. Vabbè, magari questo lo tasto facciamo in una nuova produzione, capito? No, no, adesso è prima mi cercate- serata, non mi se la cercate devi su là. YouTube con Se- Michael mi Jackson. faccia... Cercatelo su YouTube con Michael Jackson, No, se non l'hai mai non fatto, cercatemi su YouTube. fatelo, Sì, ragazzi, fatelo, ma ve non lo è dico io, possibile, ma fatelo. non è possibile, Provate a senta. depistare, pensavo tu lo sapessi, visto che non lo sapevi, Vabbè, te l'ho detto. intanto condividete, scrivete messaggi. Io sono qui che condivido, ho questo dietro per fare un sacco di Scrivete stories. messaggi, non so se appunto avremo modo di anche leggerli, ce la faremo stacchetto, sai, di quell'elegante che la chiavetta va nel suo posto di riferimento. Però se... Guardi, guardi. No, volevo andare a passo di danza. Vado qui? Mi sento a Monte Carlo, ma Monte Pellegrino. a Mannaggia. E allora andiamo avanti con una new entry nella collaborazione di Io Compro Siciliano, perché parleremo di turismo. Non so se è già pronta, dovrebbe essere già anche lei dietro le quinte, perché stasera tutti, devo dire, con un outfit niente male. Non so se è pronta, me la fate vedere dietro le quinte, perché a me piace questa inquadratura, perché la nostra regia ha pensato bene, si sta avvicinando. E lei, segno di vittoria, stacchetto per Valentina Marchese! Ah, ma quasi si parte balla. così ballando, mi fa piacere. Lei è appena arrivata. Applausi, complimenti, ben arrivata. Gli applausi servono, ha capito? Qua gli applausi sono a comando. Mi dà lei? Mi sto dando a lei? Può continuare a darmi del tu. Valentina? Sì. Senti, Valentina, lei parla almeno 2 lingue. Vogliamo Senti o salutare... lei, però, non ti emozionare così i primi 2 No, mi minuti di emoziona perché le trasmissione. donne, sai, mi mettono un certo... capisci? Vogliamo salutare i siciliani all'estero, che so, in inglese, in francese, facciamo l'internazionale. Che simpatico. Mi Fa queste faccio cose. un saluto, Welcome all, people. Ecco, in francese? No, francese non lo No, lo parlo. spagnolo lei. Bienvenidos todos. Benvenuta nella famiglia di Compro Siciliano. Grazie. Parleremo di turismo e non solo. Che stacchetto vuole utilizzare per la Marchese? Mi faccia la Marchese, mi piace. La marchesa. Un po' spagnoleggiante. È un po' spagnoleggiante, devo dire. E allora, devo dire, tra poco arriveranno sul palcoscenico del Mob di Palermo. Ho avuto veramente qua degli angeli custode, vedo Saro, vedo Marco, grazie veramente del vostro contributo. Ce la faremo, è solo la prima di una lunga serie di puntate. E allora, però, come inizio senza, come dire, la benedizione da parte di una persona importante, insomma, che lo chiamano ancora presidente, perché lui è stato vicino agli italiani in questo anno di pandemia, adesso le cose sono un po' cambiate, ma lui a quanto pare ancora è veramente molto presidente. Mi voglio collegare con Peppi Conte. Detto così può fare, però credetemi, è veramente uno che è stato a cuore degli italiani. Possiamo collegarci, regia, con... Ecco qua, ci siamo, pronto. Non so se siamo collegati direttamente con il quartier generale, non so. Ci siamo? Presidente? Buonasera. Presidente, buonasera. Eccolo Io vi qua. sento, io vi Applauso sento. per il Presidente, applauso. Ecco. Grazie. Allora, intanto... Buonasera a tutti, mi Sì, sentite? la sento. Intanto grazie. Ecco, allora io innanzitutto ho il piacere di inaugurare questo nuovo ciclo di trasmissioni, però ci terrei particolarmente che il maestro, visto che ha fatto gli stacchetti a tutti, mi facesse lo stacchetto pure a me, in quanto mi aspetto l'inno italiano naturalmente, perché io sono il presidente emerito, come Ratzinger. No, No, è senta, scaduto più che aspetti un merito. attimo, ma faccia proprio il finale magari. Lo so, l'inno al finale. L'inno al finale, lo stacchetto. Ecco. Va bene così?
Va bene così? Direi. Senta, Direi sì, io non la vorrei, grazie. non la vorrei contraddire, Grazie, maestro. non la Grazie, vorrei maestro. contraddire, caro Peppi Conte. Insomma, già. Pippi, Però Pippi, siccome Pippi, attualmente Pippi. c'è in carica un nuovo Presidente del Consiglio, il Presidente Draghi, che salutiamo, dico un po' di rispetto, nel senso dobbiamo anche pensare a questo fatto, capito? Il presidente Draghi l'abbiamo messo lì, diciamo, come figura di Ma no, riferimento, vabbè, ma è chiaro che ancora a muovere i burattini ci sto io, è chiaro. Ma non può dire questo, ci sono gli italiani che stanno guardando, i siciliani che stanno guardando, come fa a dire una cosa gravissima, caro Presidente Conte? Lasci perdere, guardi, lei si occupa di spettacoli perché alla politica ci pensiamo noi. La politica è molto strana, non è per niente come sempre. Comunque torniamo alla trasmissione. Io vorrei fare tanti auguri a Sisi O'Neil, perché sarà una vetrina per artisti, per musicisti, per comici, che ci fate tanto divertire. Io l'ho detto sempre che ci fate divertire. Quindi diciamo che siete dei buffoni indispensabili. Ma scusi Presidente, ma non possiamo partire così. No, il senso nobile del termine, come ho sempre detto. E infatti dico, speriamo che questo programma possa, diciamo, rilanciare l'arte siciliana, possa ridiventare questa poderosa potenza di fuoco che possa permettere agli artisti tutti presenti di ricavare dei cachet dai 300 miliardi. No, vabbè, dico, non siamo... Ma noi non siamo stati informati, No, scusa, di ma questi qua sono cachet. tutti a Ora titolo vogliamo... gratuito, quindi lei Presidente non vada avanti in discussioni che sono prettamente commerciali, per favore, insomma, perché qua vengono a titolo gratuito anche per promozione, perché ci sono amici ma io dicevo, mi scusi, ma io dicevo che grazie alla popolarità ottenuta da questo programma si possa arrivare a chiedere anche un cachet, diciamo, modesto di 300 miliardi, compreso di una batteria da cucina di 18 pezzi e una bike, un mountain bike con cambio Shimano, e credo che... Ma guardi, Prego, la vedo ridere. La vedo, sì, cioè, ma meglio che piangere. Senta, noi la vogliamo veramente ringraziare perché insomma il suo saluto comunque ci porterà sicuramente bene, perché gli italiani sono ancora affezionati a lei, che sta facendo movimenti insomma anche con un po'... con il Movimento 5 Stelle, vedo che insomma lei si dà da fare. Io le posso dire una cosa? Si dica. Io la vedo molto bene come prossimo segretario del Partito Democratico. No, lasci perdere, perché io ho le lei, mie già, ho i miei problemi. Canzone, no, ho i lei miei problemi. è come un razzo missile con circuiti di 1000 valvole che fra le stelle sprizza e va. E proprio io lo vedo, farà sicuramente bene in questo programma, lo lancerà nell'universo parallelo. Mi deve fare solo una cortesia: dica. Che in questo nuovo universo parallelo che raggiungerà attraverso questa poderosa potenza di fuoco di Sisi O'Neil non mi faccia incontrare più Renzi. Mi faccia questa cortesia. Va bene, grazie e applauso a Peppi Conte, grazie mille, grazie. Tanti saluti a Deborah Aiutato e a tutti quanti voi, ciao. Grazie mille, grazie Presidente, grazie che succede anche questo. Ma come mai? Come mai cosa? Cioè, come mai ti arrivano questi auguri così importanti, però da quello scaduto? No, perché per adesso abbiamo avuto a che fare con Peppe Conte, arriveremo anche al Dragone, prima o poi, vero? Prima o poi arriveremo anche al Dragone, chi lo sa, vedremo, va bene. Intanto ritorniamo in studio. Il merito sono sempre io. È tornato. Ratzinger conta di più di Papa Francesco, se lo ricordi. Va bene, grazie mille. Allora, noi siamo pronti per continuare perché i nostri ospiti, continuiamo con una voce straordinaria, ha fatto Sanremo nel 2005, credo che sia già pronta per entrare nel nostro parterre per completare Sanremo 2005, è uscito anche il suo album, adesso un singolo insieme a Luca Madonia, quindi una delle voci più belle, devo dire, anche della nostra regione e soprattutto anche una grande protagonista del musical. Sto parlando di Giovanna Dangi.
Quanto è che dura? Facciamo tutta puntata? No, basta, ma Tutta puntata? basta. Giovanna, va benvenuta. Buonasera. Condividete, mi raccomando, siete numerosi. Sono tanti quelli collegati, sì, e mi dite di sì. Bene, di più, venite, ragazzi. venite. È la prima serata. Guarda, grazie. Eh. Grazie per averci fatto respirare aria di spettacolo, aria di live, aria di palco, aria di TV, aria di tante cose belle. Ne avevo di bisogno. Grazie. A nome di tutti. Devo dire che poi Giovanna ha dovuto interrompere un momento molto importante della sua carriera perché era in corso un musical straordinario. Sì. Con La piccola bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino, è un cast eccezionale. Abbiamo concluso a Roma a dicembre in attesa di tournée che ancora non è partita. Non è partita. Questa sera sentiremo anche, grazie al maestro Biondo, la tua nuova canzone. Sì, il mio nuovo singolo. E poi ci farei sentire qualche altra cosa. Certo, Va una bene. volta che sono qua. Come la vedi, Biondo, a lei come stacchetto ad accompagnarla alla seduta? Riflessivo, uno stacchetto... Riflessivo, lei? Sì. Vediamo un po', senti. Non me l'aveva mai detto nessuno. Un po' fatato, non so, qualcosa... Fatato. Va bene, grazie naturalmente a Giovanna Danci. Allora, per completare il nostro parterre, è stato un grande, devo dire, un grande protagonista dell'ultima edizione di All Together Now, che è andata in onda su Canale 5, si dice così? 5? Valentino? 5. La mañana, poi altre parole? Besos, mandiamo un besos a tutti. E allora, devo dire, la sua voce ha conquistato anche il muro, quel famoso muro, e stasera qui con noi Alessio Selvaggio. Bonsoir, benvenuto Alessio. E allora, reduce da questo veramente momento molto importante perché insomma ti ha reso anche celebre il muro, All Together Now, e soprattutto la possibilità di far sentire la tua voce e la tua musica. Sì, sono molto contento per questa esperienza perché arrivo in un periodo negativo per quello che l'Italia e il mondo comunque sta vivendo, quindi almeno una cosa buona l'ho avuta in questo brutto tempo ed è stato appunto il Together Now, quindi sono passato da Michelle Hunziker a Vincenzo. Vabbè, ha capito, mica ti invito per la prima puntata. Buttalo via. Hai anche dichiarato che Michelle Hunziker era una bellissima persona, adesso vogliamo sapere come vedi Vincenzo Canzone. La prossima volta faccio, mi porto Carbonetti. Devo dire che a Michelle l'ho vissuta per un mese e mezzo, Vincenzo un paio di settimane. Te lo prestiamo per 2 mesi e mezzo se vuoi. Vabbè, tra poco ci farei sentire subito qualcosa. Con piacere. L'accompagnamento, lui è fatato. Strong, quindi? Io toglierei la giacca. Grazie maestro. Applausi. Ce l'avevamo messi d'accordo già prima. E allora, cari, io vorrei subito iniziare con la musica, perché la musica deve essere protagonista. Ho detto, Hai detto la musica deve essere ho protagonista, capito, ma non è che io dico la... Ah, ho capito perché... Com'è? Come inizia? Vada? Pony, no? Ecco. In italiano fatto un po' più... Ho bisogno di un po' di musica leggera per cominciare. Più leggera di così non... Però è troppo leggera. Me la fai un po' più ritmata? La canti? Metti un po' Di musica leggera. Perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Ma ricordo mai le parole. Vabbè, salutiamo ovviamente Di Martino, salutiamo Di Martino e con la Pesce Emanuele si sta preparando anche con il microfono, il nostro assistente caro, perché la Giovanna Danci è quasi pronta per esibirsi. Sì? E allora, sì, è vero così. È Quindi il Di quasi che fa la Martino con la Pesce differenza. che hanno fatto una bellissima figura in questo Festival di Sanremo, 71esimo Festival di Sanremo. Allora, prima di continuare ci collegheremo con altri amici che ci faranno in bocca al lupo per questa prima puntata. Come abbiamo detto, il talk show dei siciliani, la musica, lo show musicale dei siciliani, quindi voglio iniziare subito con respirare la musica dei nostri amici che sono venuti a trovarci. Giovanna Danci,
E allora, io sono molto emozionato perché questo è un momento anche simbolicamente forte, perché dopo tanto tempo alcuni di voi, credo per la prima volta, ritornano a esibirsi dal vivo. Responsabilità. È una bella responsabilità e io direi iniziare subito con la tua nuova canzone. Allora, non ho Luca Madonia qui con me, ma mi perdonerete per Lo questo. vedremo, forse ci sarà qualche frame dalla regia con il Sì. video ufficiale. Sì, Va senz'altro. bene? E niente, scritto da Raffaele Viscuso, scritto e prodotto da Raffaele Viscuso, con un brano impreziosito appunto dalla voce di Luca Madonia, senza paracadute. Uno dei messaggi forse più importanti da lanciare in questo momento, che è quello di andare avanti sempre nonostante tutto, nonostante quello che può pensare la gente. Quindi continuate a seguire i vostri sogni sempre e comunque. Signori e signori, Giovanna Dangi. Tutto sembra perfetto, tutto senza un difetto, fino a quando non apri gli occhi e ti guardi dentro. Hai lasciato che qualcun altro, per colpo indirettamente, cambiasse i suoi desideri, sognasse per te. Se non provi non puoi sbagliare, se non ti arrampichi non puoi cadere. Ma guardare il mondo dall'alto che fa gioire, così per me, così per te. Noi ci buttiamo senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute anche dall'alto di un grattacielo, senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute. E non cadiamo mai, i sogni mettono le ali. Qualcuno lo ha pure scritto, ricordo di averlo letto, che l'audacia si porta dentro, potere, genio e magia. Tu non dimenticarlo, scolpiscilo sopra il marmo, nessuno ti può impedire di essere ciò che vuoi e non c'è più distanza tra realtà e immaginazione. Noi ci buttiamo senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute anche dall'alto di un'astronave, senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute. E non cadiamo mai, i sogni mettono le ali. Dimenticare tutto, non ricordare niente, impara fin da adesso a disimparare. Dimenticare tutto, non ricordare niente, è solo ciò che hai dentro che ti può guidare. Noi ci buttiamo senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute anche dall'alto dei 7 cieli, senza stare a pensare, senza pianificare, senza paracadute. E non cadiamo mai, i sogni mettono le ali. Yeah, grazie maestro! Applauso! Meravigliosa Giovanna. Grazie, grazie. Devo dire straordinaria, grande emozione, devo dire grande emozione, questo ci Prego. penso mi, grazie. Ma che Emanuele. bello, fai tutto tu, Faccio mi piace tutto questa io. cosa. Beh, siamo in un periodo un po' particolare, che bella emozione devo dire. Grazie. Veramente una grande emozione averti sentito dal vivo. Dopo invece mi fai qualcosa di più... Sì, dopo, allora devo dirla tutta. Facciamo qualcosa, ma a me piacerebbe fare
quello. Ho detto, va bene, facciamolo. Va bene, applausi per Giovanna Dangi. siedo, Grazie, mi grazie accomodo. mille. E intanto tra poco andremo anche a sorseggiare, perché insomma un altro dei pilastri di Io Compro Siciliano, devo dire, stasera insomma è venuto a trovarci anche con delle belle novità. Però le sorprese non finiscono mai, anche perché ci sono degli amici con cui mi collegherò durante il corso, a parte il presidente che abbiamo visto, però ci sono anche altri amici che vogliamo sentire, vogliamo raggiungere in queste puntate. Dovremmo essere pronti per collegarci invece con due mattacchioni, due persone che io insomma voglio bene da tanto tempo. Non so se c'è pronto, regia, il collegamento con i Sansoni. E allora, eccoli qua, ma buonasera, applausi! Ciao a tutti ragazzi, ciao, buonasera. Grazie, aumentate un po' l'audio dei Sansoni. Intanto grazie per aver accettato il mio invito, ci tenevo in modo particolare. È un piacere Vincenzo, assolutamente. Penso che... Sembravi un po' Maria De Filippi comunque con questo grazie per aver accettato il mio invito. No, Ora dico, allora, volete aprire la busta? Ecco. L'apriamo, questa volta l'apriamo, dai. Sì, Sansoni, preferite Eliana Gavetta o il sottoscritto? Se arrivasse una busta. Maria De Filippi. Esatto. Maria De Filippi. Intanto... Preferisco entrambi, così non facciamo disparità. E entrambi insieme fate Maria De Filippi. uguali. Precisi. Allora, ovviamente Se come... facessimo un figlio noi nascerebbe un'altra Ma il Maria De figlio chi? Filippi. Eliana. No, volevo Ma che capire stai noi dicendo? due Siamo in insieme prima viene pure serata, Maria ci De sono le Filippi, in famiglie che che guardano, senso? noi facciamo un figlio. Comunque quando Se facciamo vuoi, un figlio nasce quando- una Maria De nel Filippi, senso, giusto dico, per io sono- saperlo. Ragazzi, auguri. No, ma siamo, lo diciamo, felicemente appattati. Io concepisco siciliano, ragazzi. È la prima! Va bene. Allora, intanto vi faccio salutare anche dei nostri ospiti, Giovanna D'Angelo, Alessio Selvaggio, Valentina, che vi salutano tutti quanti. Ciao ragazzi, ciao Alessio, ciao a tutti. E allora, intanto vi faccio i complimenti perché voi rappresentate la Sicilia in giro per l'Italia, lo avete fatto in questi anni in modo meraviglioso e adesso invece ogni mattina con Adriana Volpe, o sbaglio? Sì, siamo lì su TV8 praticamente quasi ogni mattina, in realtà non proprio ogni mattina, però insomma alle 12:40 nel daytime, nella parte appunto dopo il TG, arriviamo noi con la nostra pillola del chiedo per un amico e quindi insomma parliamo un po' di quello che succede nel momento, del più e del meno. Eliana, tu che li conosci bene, i Sansoni... No, io vorrei prendere le distanze da questa cosa. Chi te l'ha detto che li Come? conosco? Non che ne so, qui finisce che faccio figli con il mondo, prendo le distanze, metto le mani avanti. Televisivamente parlando, tu Ok. sei una che con i Sansoni hai avuto, insomma, anche un certo tipo di rapporto. Un feeling, Come? un feeling, diciamo, un Un feeling. feeling, Ah, certo. no, Sono sì. stati anche spesso Sì, tuoi ospiti. Sì. Eh? Sì, li ho visti crescere. Hai visto? Li ho visti crescere. Erano piccolini Erano così. piccolini, no, io mi ricordo Sono che... cresciuti. Avevamo anche i baffi, cioè, per farvi capire, c'ha i baffi. Ma forse questo è vero comunque. E allora, io mi ricordo i ragazzi Vuoi sapere veramente... cose scabrose? Voglio dei sapere cose Sansoni? scabrose. Non lo so, siccome mi chiedevi, tu li conosci da tempo, cosa volevi No, sapere? volevo sapere magari qualche piccolo segreto, qualche cosa, segreto qualche dei scoop, Sansoni. non so, non è che è live, Che si nasconde, non è dici, domenica tra- live, però sai, qualcosa un po' così possiamo tirarla fuori. Meno male che non è domenica live, perché dico da Maria De Filippo a Barbara D'Urso un salto blu è un attimo, quindi stai attento Vincenzo, dico le luci, devi aumentare le luci, anche perché non siamo all'hotel Eufemia. No. No. Allora, ragazzi, insomma, io vi seguiamo, vi supportiamo, io vi seguo da tanto tempo quando vi invitavo la mattina e voi, vero? E ci svegliavamo. E ci svegliavamo. A che ora andavate da Vincenzo? Ditelo loro pubblicamente. alle 7 del mattino, in alcune puntate, si presentavano nella mia trasmissione, erano felici e contenti, ma proprio...
proprio, eh? Ora mi sono ricordato perché lo odiavo. Esatto. Ora mi sono ricordato. Ma non ti preoccupare, Vincenzo, un giorno noi faremo una trasmissione e ti inviteremo ai 6 mattini. Sentite, ma quando abbiamo la possibilità, ci sarà la possibilità, noi terminiamo a giugno con tanti altri ospiti che ci saranno giovedì dopo giovedì, ma quando ci sarà la possibilità di avervi qua nella vostra città? Allora, al di là degli impegni, insomma, abbiamo, fra l'altro fra un po' partiamo a Roma, Milano, quindi saremo un po' incasinati e chiaramente aspettiamo che ci siano tutte le condizioni migliori per essere fisicamente presenti, quindi magari pian piano, visto che poi il virus appunto piano piano magari migliorerà la situazione, saremo più pronti e anche noi ci potremo sentire anche più sicuri. La cosa più importante è che non lo sposti alle 6 del mattino. No, qua andiamo in onda alle 9:30. Andiamo alle 9:30. Tra l'altro noi siamo tamponati tutti quanti stasera, cari Sansoni. Assicurazione, perché dico se vi siete tamponati, dico, quindi siamo tutti una cosa tranquilli, buona, siamo carità, tutti è una tranquilli. cosa buona. Sentite, però noi cioè, vogliamo essere ancora più sicuri, capite? bravo, vabbè. Comunque sappiate che qua diciamo viaggiamo in questa direzione. Vi è piaciuto il festival? Sì, l'abbiamo seguito a stretto contatto perché insomma abbiamo fatto un sacco di servizi chiaramente per TV8, poi abbiamo sentito tanti amici. Maneskin, ma in realtà si sentono più con la pesce di Martino. Che Aspetta, cosa avete detto? Che hanno vinto i Maneskin, ma con la pesce di Martino hanno invaso il web. Perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, È sempre vincere ma non Capito? Ah sì, guarda, noi ti ripeto, fra l'altro questo Sanremo è stato per tanti motivi chiaramente strano, come abbiamo visto tutti, abbiamo sentito anche Roy Paci che ha cantato con Lundini, con Valerio e con Fulminacci, fra l'altro i pinguini tattici nucleari, c'erano degli infiltrati lì che abbiamo sentito, insomma, per capire anche quello che si respirava, quello che succedeva, e tutti ci dicevano di un clima un po' surreale, particolare. Però ecco, la cosa bella è che comunque sono usciti delle canzoni, sono uscite delle canzoni che poi adesso ci stanno facendo sentire un po' più leggeri. Allora, anzi, leggerissimi. cosa hai detto? perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Sentite, Sansoni, date un voto così allo show di questa prima serata di Io Compro Siciliano. Ditemi, com'è? Allora, per me 10, sono solo perché non è alle 7 del mattino, ma non è buono. Quindi diciamo buona per l'orario. Allora ragazzi, prima che finisca la trasmissione, cioè prima di giugno, vi aspetto qui al Mob di Palermo, va bene? Con grandissimo piacere. Signori e signori, applausi per i Sansoni! Perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Mi sento emozionato perché la vedo. Ma lei è una guida turistica famosa in tutto il mondo. Ce la puoi fare, vai Vinci. Lei vai, si continua. sta preparando con una importante operazione Io Compro Siciliano, andare nelle scuole, è vero? Ir en la escuela y entra para desarrollar un proyecto nuevo. Salutiamo gli amici che ci seguono dal Perù, Olè, tu rispondi sempre Città olè. del Messico e tutti quanti. No, c'è un'operazione molto importante, tu sei una guida turistica, c'è questa portare il turismo dentro le scuole, vero? Sì, visto che in questo momento non possiamo far uscire i ragazzi in viaggio di istruzione, portiamo noi la Sicilia dentro le scuole a loro per presentargliela e fargliela vivere in qualche modo attraverso dei racconti, che sono quello che poi riguarda il mio lavoro, ma con un'organizzazione insieme a Io Compro Siciliano per entrare con qualità, provenienza e identità, che sono insomma i nostri must. Brava, complimenti. Ne parleremo anche tra poco perché questa è la new entry, sei una new entry di Io Compro Siciliano, da pochissimo. Allora, dobbiamo annunciare, è pronto regia? È pronto perché dietro le quinte succede sempre qualcosa, c'è lo chef che in molti mesi, quanti mesi, insomma... Ma sono tutti pazzi stasera, c'è uno
C'è regia, Morici, uno normale, non l'abbiamo preso. Signori e signori, lo chef Carbonetti! Buonasera. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti, buonasera. Sì, chef. No, stai tranquillo, no, dai. Che devo fare? Tu che sei abituato a parlare con gli chef sono pericolosi. Chef tirano un sacco, tu siamo lo sai che buoni adesso tanto. Ha detto una cosa, tirano un sacco. ha detto che Cioè, tirano c'era un un tempo in sacco. cui i presentatori accalappiavano facile, adesso gli chef, cioè devi cambiare mestiere, pensaci. Non E so, allora? dobbiamo chiedere conferme, però. Allora, è vero che siete, come Sì, diceva allora Liana, è verissimo, ha ragione Liana, veramente siamo il top adesso che c'è sul mercato, le donne ci cercano, a me nudo, però dico, siamo molto... Allora, ci sveli qualche bella anticipazione per Io Compro Siciliano stasera, che è la prima serata, ci seguono ovviamente su ICS TV, che è la nostra nuova piattaforma, sulle nostre pagine, su YouTube e poi TVM Canale 18, Teleionica Canale 18, insomma in tutta la Sicilia e non solo. Mi spieghi cosa succederà? Sicuramente sì, intanto volevo farti i complimenti per il modo eccezionale in cui Ma stiamo la portando avanti la prima la serata, ringrazio, tutti gli ospiti sono bravissimi, il ringrazio. maestro bravissimo. Io via. stasera ho avuto, grazie al dottor Giorgiani e al dottor... Morici, perdonami, dottor Morici, sai, un po' di emozione ci sta, dai. Sì. E tutto l'equipe di Io Compro Siciliano sto, partecipando alla realizzazione di un sogno. Il sogno è quello di realizzare una scuola, una grandissima scuola, un ateneo, un'accademia. Posso dire come si chiamerà? Certo. Si chiamerà Accademia Enogastronomica Io Compro Siciliano. Oh, l'applauso per l'Accademia! Questa è una delle chicche, diciamo ci stiamo lavorando già da un bel po' di tempo e abbiamo avuto grandi risultati. Abbiamo fatto un'operazione bellissima, quella attraverso, non so se hai avuto la possibilità di seguire anche il lunedì Il quiz è un'altra cosa di grande il successo. quiz adesso te lo dico. Diciamo questa rubrica che abbiamo portato avanti, che è la cucina dei ricordi, attraverso la quale siamo riusciti a selezionare un team di professionisti nelle 9 province, perché lo scopo dell'Accademia è quello di fare l'Accademia. Quindi abbiamo bisogno di professionisti, abbiamo selezionato questa gente che può rappresentare la propria terra. Quindi non è che io Carbonetti descrivo tutta la cucina siciliana, ma vado a ricercare nel territorio i piatti della tradizione. Però l'Accademia non è solo tradizione, perché con l'Accademia abbiamo un team grandissimo. Poi man mano ovviamente si vedrà vedendo, dico, lo vedrete a brevissimo. Grande successo. Grande successo, perdonami, non saremo, ripeto, solo tradizione, faremo cucina e innovazione, faremo tutto quello che fa parte del mondo dell'enogastronomia siciliana. Grande successo invece di un'altra cosa importante. Questo quiz che è nato così dall'idea focosa di Carbonetti, tanto che si porta il mio nome, e oggi abbiamo fatto più di 2000 contatti. Cioè, quindi figurati che cosa Va in grande. onda, lo ricordiamo. Sì, allora è il martedì, giovedì e sabato, Orario, già alle 10 del mattino lo spariamo e apriamo la possibilità. Bene. Lei ha tutti avuto modo partecipare. di interagire con la gavetta? L'ha conosciuta di presenza? Io a Eliana la seguo ogni domenica, purtroppo con un amore comune che è quello del Palermo, che purtroppo... Mi dispiace per te in questo per adesso non ci fa star bene, ma comunque sì, abbastanza. Bene, senta, è arrivato il momento di brindare, perché stasera grazie naturalmente anche a Principe di Corleone. Se lei mi permetti... Sì, lei è tamponato? Io sono super tamponato. Benissimo, Okay, e allora quindi credo che dobbiamo... mi insomma, sposto da quella parte, scusate. Vada, perché naturalmente è un momento importante, essendo la prima serata. Prego, vada, faccia... Io volevo farti vedere una cosa importante. Sì, vediamo, Intanto, vediamo anche alla regia. La casa che ce lo sta offrendo è un qualcosa di veramente eccezionale, un Principe di Corleone. Bellissimo, stupendo. Abbiamo visto la bottiglia, c'è anche l'amaro, devo dire. E anche l'amaro vi faccio vedere, guardate qui, guardate che bello. E adesso cosa facciamo? Sì. Ma si guarda soltanto? No, ve lo faccio assaggiare, dai. C'è chi è venuto solo per questo momento, non ve lo volevo Lei, dire, però. Valentina, tu ti trovi là vicina perché aspettavi questo momento? Sì, ho detto a Davide, ho detto per favore mettimi vicino il tavolino perché sennò non vengo. Bene, allora... Pensa, io ho lasciato la macchina aperta in modo che possono mettere direttamente
Le scorte dentro. Ma siete tutti astemi o così? Chiedo sa per di un no. amico, dico oppure gradite. No, ci hanno dato all'ingresso tampone ed alcol test insieme, quindi abbiamo accettato È sapendo un cosa andavamo momento importante perché insomma ufficialmente abbiamo iniziato questa bellissima avventura stasera per tutti i giovedì, quindi vi terremo compagnia. E poi naturalmente il venerdì e la domenica anche su TVM e Teleionica. Siamo pronti con la bottiglia. Ci siamo quasi, allora, ragazzi. Facciamo il rituale magico, non deve fare il boomissimo. Vincenzo, ma è leggero o leggerissimo? Scusi, è leggero leggerissimo. Sta arrivando. Ma com'è? Leggero leggerissimo. Super leggero leggerissimo. Non voglia di niente, anzi leggerissima. Ci vuole anche arte da Attenzione che si rompe. Attenzione. Ecco. No, posso? Prego. Abbiamo rischiato, ragazzi, abbiamo rischiato perché io ho visto qua che si stava rompendo il tappo. Abbiamo per un abbiamo attimo. rischiato. Però la così maestria ha evitato. L'hai salvata, La l'ha diretta salvata. sarebbe stato, peccato. E allora, versiamo naturalmente. Versi. Lei versi. Sia generoso, Faccio il suono maestro. Faccia il suono. Senti, ma se qualcuno gradisse, cioè tipo chiedo per un amico, se qualcuno gradisse l'amaro? Sì, c'è anche. C'è anche perché. Ma credo che dovresti fare la doppietta. Vabbè, tutti e due? l'amaro, certo. vino, l'importante Dobbiamo dire è- come- Dobbiamo testare. Devi Vabbè, ho capito, noi quindi siamo qui Poi per potete questo, fare per quello che adesso sacrificarci. noi poi ecco, possiamo tutto, queste rimangono qui con noi e lo spettacolo deve andare avanti. Vieni qua caro Usatevi. Carbonetti. Ora si alza la qualità dopo questo. Adesso mentre ci sarà Alessio che canta fate Vobis. Signore e signori, lo chef Carbonetti. Grazie a tutti, grazie Vincenzo, grazie. Grazie mille. Ciao chef. Allora, ovviamente mentre mo si canta, perché Alessio Selvaggio che raggiunge il centro del palco, mentre tu canti io penso che gli altri ospiti... Giusto. Giusto, anche perché se io bevo e canto faccio... Io avrò le mani impegnate. La chiavetta già... Ecco. Vabbè, ma il bello è questo, porta fortuna, porta fortuna. E allora, Alessio, andiamo subito con la tua canzone. Sì, non dirmi no, è quello che vi farò ascoltare. Ringrazio intanto la Ioseba Publishing, che è l'etichetta, il team Selvaggio composto da Tony Colapinto, Gianni Testa, Matteo Caretto e chi lavora appunto dietro insieme alla Shakespeare Theatre Academy. E quindi è un brano che mi allaccia un po' al tuo discorso. È importantissimo perché mi rappresenta soprattutto appieno per il fatto di non mollare mai, di avere una forza dentro, di ribellarsi a quello che è il mondo oggi e soprattutto di essere sempre noi stessi. Quindi dobbiamo essere sempre noi stessi, un po' come Vincenzo in questo caso. Vabbè. Alessio Selvaggio, musica. Non sopporto chi mi dice di no, chi non ascolta più la musica pop, chi lancia il sasso e poi nasconde la mano, non lo sopporto, no. Una parola in più che forse ferisce, perché la gente ormai da tempo non riesce ad essere sinceri, sembra un reato, non lo sopporto, no. E tu non dirmi no, e tu non dirmi no, e tu non dirmi no, e tu non dirmi no. Ti faccio divertire un po'. Questa volta hai incontrato me, ti ho sedotto, eri vergine, ora sei l'altra parte di me, se vorrai ci sarò io con te, oh no. E non sopporto chi mi dice oramai il mondo è solo un posto pieno di guai,
c'è chi abusa ancora del suo potere, non lo sopporto, no. E trovo in giro solo teste di cazzo, borghesi inutili mi danno del pazzo. E se essere stessi forse sembra un reato, io non ti sopporto, no. E tu non dirmi no. E tu non dirmi no. Oh no. E tu non dirmi no. Oh. E tu non dirmi no. Ti faccio divertire un po'. Questa volta hai incontrato me, ti ho sedotto, eri vergine, ora sei l'altra parte di me. Se vorrai ci sarò io con te. No, non dirmi no. Grazie Ale, Grazie. grande. Grazie. Bellissima emozione, grazie, ci penso io, ho fatto un casino. E allora, in questa complimenti, come sta andando? Come sta andando la prima serata? Grazie al maestro Biondo che ci sta accompagnando. Devo dire, soprattutto grazie a voi. Fa una musica leggerissima. Va e basta, mezza puntata con la pesce di Martino praticamente. Allora, in questa serata cercherò ovviamente di avere degli amici, dei personaggi siciliani famosi in tutta Italia, ma direi anche in tutto il mondo, ma soprattutto, come dire, in questo caso gli ho detto una sorta di augurio per la prima puntata e quindi ho il piacere di avere in collegamento un'altra siciliana doc che ha vinto Amici, ha vinto Tale e Quale, l'anno scorso a Sanremo insieme a un altro siciliano che è Giovanni Caccamo. Signore e signori, Deborah Jurato, applauso! Ciao Deborah! Vediamo, non sentiamo la voce Deborah, non ti sentiamo, l'audio, vediamo se, ecco, vediamo adesso se c'è. Mi sentite adesso? Adesso sì, benvenuta. Sentiamo, Sentiamo Deborah. Ti abbiamo dedicato proprio qualche secondo. Senti. Grazie. Deborah Jurato, live a Sissi Lavera, nonostante la differenza, insomma, una grande donna. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ti abbiamo fatto fare un po' tardi, però ci tenevo, Deborah, ad averti qua come prima puntata perché, insomma, a noi ci piace esaltare i grandi nomi, i grandi personaggi della Sicilia come te in questo caso. Come stai? Sto bene, non ti preoccupare per il ritardo perché ti stavo guardando, vi stavo guardando e... Dai un giudizio, Deborah, dai un giudizio a quello che stai vedendo. Beh, è divertente, fate passare una serata un po' spensierata, no? Visto il momento che stiamo vivendo particolare sicuramente. Saluto tutte le persone che sono in studio. Ciao Deborah. Ti saluta Giovanna Dangi, Alessio Selvaggio, Ciao. Valentina Marchese, Eliana Chiavetta, che sono insomma tutti siciliani. In questo caso Giovanna e Deborah è forte. È molto forte. meravigliosa. Hai mai duettato con lei? No, mi manca, ma potrebbe essere un invito questo. Duettare con la Jurato. Perché no? Senti Deborah, allora cosa ci dobbiamo aspettare per questo 2021 per quanto ti riguarda dal punto di vista musicale? Insomma, magari appena la situazione si tranquillizza un po', cosa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente da questo 2021 speriamo di avere i vaccini presto, innanzitutto. Poi in realtà non voglio sapere che cosa mi aspetta, perché visto il 2020 come è andato non voglio progettare un bel niente, però posso dire che sto lavorando tanto, sto scrivendo tanto per realizzare qualcosa di mio come è successo dall'inizio di questo lockdown, no? Tu sai che io ho iniziato a scrivere prima di aprile, quando hanno chiuso tutta Italia, e per me è una dimensione sicuramente tutta nuova da scoprire e io sono felice di intraprendere questo nuovo percorso, insieme ovviamente alle persone che ci credono e che mi sostengono e che mi vogliono bene. Visto che noi siamo Io Compro Siciliano e amiamo la nostra Sicilia, noi amiamo anche la tua città natale, che vogliamo salutare stasera.
Sì, io saluto tutta Ragusa, provincia, perché in realtà saluto tutta la Sicilia. Mi manca da morire, se devo essere sincera, non scendo da ottobre dell'anno scorso. Non sono andata giù a Natale, quindi sicuramente non vedo l'ora che sia giugno per poter riabbracciare la mia terra, il mio mare, i miei amici, la mia famiglia. E speriamo di vederci anche con te. Mi vieni a trovare, se arrivi in Sicilia da qui a giugno, vieni ospite a Sicily On Air? Assolutamente, Sicily On Air tutta la vita. Grazie signori e signori, grazie e buonanotte a Deborah Jurato. Ciao Deborah. Che bello ragazzi. Sono veramente felice perché insomma sono delle belle sorprese. Ho bisogno di una grande carica, Alessio Selvaggio, ho bisogno di te perché ho bisogno della tua voce per continuare prima di sentire un altro grande protagonista del mondo della notte che è in crisissima e non mi voglio dimenticare anche di loro perché anch'io vengo da quel mondo lì, però adesso è arrivato il momento, insomma, in questo giro finale anche di esibizione di sentire qualcosa un po' di conosciuto. In questo caso, qual è la canzone? Ma facciamo Michael Bublé, Feeling Good. Oh. Sarebbe bello vederti ballare su questo brano. Io? Eh sì. Michelle lo faceva, ragazzi. Michelle lo faceva, Vincenzo E quindi? può farlo. Sì, ma faccio un pezzettino. Maestro, Feeling Good, Alessio Selvaggio, luci, vada. Yes, baby. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Come on. Fish in the sea, you know how I feel. Ribbon running free, you know how I feel. The blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. A dragonfly on the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies whole having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. It's a new war, and a whole war, and a whole war for me. The stars when they shine, you know how I feel. Shadow of the pine, you know how I feel. Your freedom is mine, ain't enough how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Repeat. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life
Compro siciliano good. I am feel baby so good. Yeah. Alessio Selvaggio, grazie, grazie mille. Non posso dimenticare, vado veloce anche perché per esigenze televisive complimenti, Diciamo bravo. più selvaggio di così. Tu la seconda puntata ci sei pure che mi sei piaciuto. Come va, donne? Donne! Bene, benissimo. È arrivato, non è arrivato il momento di in 2 minuti e poi naturalmente Giovanna con un'altra canzone, devo dire niente male, e poi la nostra Celeste Nartecielo per concludere la puntata. Ma intanto non posso dimenticare il mondo delle discoteche, del clubbing, insomma sono veramente affranto. Da quanto tempo non si può andare a ballare, insomma da tanto tempo, chissà quando, speriamo presto. Ho voluto stasera un altro amico, uno dei DJ più importanti d'Italia, ha lavorato nei migliori club di tutto il mondo, produttore, signore e signori, Federico Scavo. Ciao Fede! Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutta la Sicilia. L'audio, non sento Federico, vediamo se l'abbiamo. Fede, vediamo l'audio. Non sento l'audio, non so se in questo momento dipende da noi o se il microfono... Vediamo se riesco a sentirlo. Fede, ci sei? Sì, io ci sono. Ok, Eccolo. Federico, allora tu sei uno che ha rappresentato l'Italia e rappresenta l'Italia nel mondo del clubbing in giro per il mondo, hai lavorato nei club più importanti. Come stai vivendo questo momento e che messaggio vogliamo lanciare da Sicily On Air? Ma guarda, sicuramente ci tengo tanto a lanciare un messaggio in Sicilia, perché nel mio sangue scorre anche, nelle mie vene scorre anche sangue siciliano, perché mio papà è di Palermo oltretutto, quindi insomma sono molto legato alla Sicilia. E devo dire che questo periodo è stato dura psicologicamente, però per fortuna ho fatto tante produzioni discografiche, tra cui una che è uscita 2 settimane fa che sta andando molto bene in Inghilterra, è suonata e supportata dal BBC Radio 1, che è questa radio a livello mondiale importantissima, e veramente io già dalle prime interviste dicevo che fino a che non c'era un vaccino assolutamente non si poteva cercare di vedere la luce per quanto riguarda le discoteche e tutto il mondo dello spettacolo. Il vaccino è arrivato, speriamo che veramente questa campagna vada bene, vada come lo spero, e spero che a luglio-agosto si riesca a fare qualcosa. Fede, noi te l'auguriamo. Io questa sera ho avuto, nonostante lo show, insomma, non si occupa prettamente di clubbing, però ci tenevo, cercherò anche nelle prossime puntate di avere un referente. Colgo l'occasione anche per omaggiare, ricordare, credo, il DJ italiano più importante al mondo da pochissimo. Prego la regia, l'applauso per Claudio Coccoluto. Federico. Fede, penso che sia il minimo, insomma, ricordarlo. Hai fatto benissimo, Claudio è un amico, ho lavorato con lui diverse volte, tra cui l'ultima a Leg a Londra, che è un bellissimo locale, e veramente lui ci ha simboleggiato per la musica e con la musica veramente in tutto il mondo, quindi è un pilastro della musica da discoteca che se ne va purtroppo. Fede, io ti voglio bene, faccio un cuore dalla Sicilia, da Palermo, insieme a tutti gli ospiti che sono qua con me stasera. Seguici, magari ci stavi seguendo? Chissà, magari. Assolutamente sì, è già un'oretta che sono attaccato. Ma ti piace lo show? Ti piace lo show, Fede? E devo dire gli ospiti tutti veramente dei talenti, bravissimi. Grazie. Ti verremo a trovare a Ibiza, ma anche in Sardegna o a Gallipoli quando si potrà, va bene? Vi aspetto, siete miei ospiti. Ciao Federico a tutta la Sicilia. Scavo, grazie, ciao Fede. L'ha detto. Senti che atmosfera leggera. E allora? Proprio ci come me, prova leggerissima. L'atmosfera è leggerissima e allora abbiamo naturalmente la possibilità di sentire un classicone. Cielo naturalmente pronta per chiudere, quindi ringraziamenti, ma prima che classico... Certo, mi hanno un po' costretta, No, qual è il classico? Qual è il classico? Sam Smith. Maestro, dica lei qual è il pezzo. Sam Smith, lo dica lei. In inglese, vabbè.
Stay with me. Vai regia. Era proprio Stay With Me Mizzica il titolo. Guess it's true and I got and a one night stand, but I still need the love cause I'm just a man. These nights never seems to go to plan. I just want you to live with you, hold my hand. I want you to stay with me, cause you're all I need. This in love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, needs some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. I want you to stay with me, cause you're all I need. This in love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, want you to stay with me, cause you're all I need. This in love, it's clear to see, but darling, stay with me. Want you to stay with me, cause you're all I need. This in love, it's clear to see, but darling, stay with me. Grazie maestro! Grazie a te. Grazie intanto. Grazie per essere stata qua, intanto veramente sono Grazie contento. a te, il piacere è tutto mio, davvero. Prego, grazie Giovanna Dangi. Devo dire, dai Ellie, di, che devo fare? Cantata da Sam Smith, ok? Però avevo un coro pauroso accanto. E Giovanna da sola stata- dà più emozioni dell'originale con il coro e Brava. tutto con l'ambaradan, vero? Puntiamo anche sui talenti, stacchetto per Cielo che arriva qua per concludere la nostra trasmissione. Stacchetto perché coro gli fa emergenti tantissimo. avranno la loro possibilità di farsi sentire. Ecco qua con Vittorio. Ciao, benvenuta. Ciao. Carica, benvenuta. E allora, io intanto presenterei appunto il microfono. Eccolo qua. E siamo all'ultima esibizione per quanto riguarda stasera. La nuova canzone di Cielo. Artista che conosceremo pian piano e conosceremo tanti altri personaggi del mondo della musica. Il singolo si intitola Come sei? Come sei? Cielo! Sfoglio come un ricordo le foto in un secondo, facendo finta di ingoiare tutto con orgoglio. Difficile pensare quanto eri essenziale in un mare di colpe che non ti sapevo dare.
lo vedi come sei, con quel sorriso e lo senti come sei, sottovoce, perfetta come sei, con quei capelli neri. Ma ti vedo in ogni cosa, cerco una ragione sola, mentre leggo queste pagine sembrano parlar di te, di te. Un sorriso spento come mai, chissà mai tornerà a brillare come un tempo, non lo so dove andrò. Se cerchi la ragione chiudi il libro delle favole, apri quello di te stesso per poter comprendere. Avvicina il tuo corpo ancora un po', scalda questo inverno che dura da troppo. Lo vedi come sei, ti guardi e dici che perfetta non lo sei, con quei capelli neri. Ma ti vedo in ogni cosa, cerco una ragione sola, mentre leggo queste pagine sembrano parlar di te, di te. Un sorriso spento come mai, chissà mai tornerà a brillare come un tempo, non lo so dove andrò. Se cerchi la ragione chiedi al libro delle favole, ma ti vedo in ogni cosa, cerco una ragione sola, mentre leggo queste pagine sembrano parlar di te, di te. Ma ti vedo in ogni cosa, cerco una ragione sola, mentre leggo queste pagine sembrano parlar di te, di te. Brava Cielo, brava, grazie Vittorio, grazie mille, complimenti e in bocca al lupo per tutto grazie Vincenzo e per questa prima puntata. Grazie mille, ci vediamo presto, ci vediamo. Allora ringrazio naturalmente tutti quanti, già prima puntata vado a sforare alla grande, il bello della diretta è così. Che lei salta. Maestro Biondo, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Vincenzo. Tappetino, grazie a tutti quelli. Leggerissimo, la regia, il Mobbo, Morici, Io Compro Siciliano. Naturalmente, vieni qua, dobbiamo ringraziare naturalmente anche Principe di Corleone, Pandittaino, grazie mille di cuore. Io sono... Ma no, a prima puntata ne ho altre 13, ma non le farò. Eliana Chiavetta! Ciao, grazie Vincenzo. Valentina Marchese, la guida nostra di Io Compro! Dammi un pugno. Alessio Selvaggio! Ciao! Giovanna Dangi! Morici, grazie mille da Vincenzo Canzoni, ci vediamo la prossima settimana con Sicily On Air. Buonanotte. Notte! Continua. Buonanotte. Beviamo un po' di vino, Questo cosa va bene, Tu hai bevuto? Salute, caro. Prendete. Ma c'è per tutti il bicchiere. Bellissimo il pezzo, Aiuto le prove. Sì, grazie. Vabbè. È figo il pezzo, che la prova, che la devo cagare.